Euroregione.news. 100 tra imprenditrici e libere professioniste dell'area di confine tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia saranno coinvolte nell'iniziativa Feneco Plus, cofinanziata dal programma Interreg Italia-Austria 2021-2027 per 116.000 euro su un costo totale di 167.000 euro. Il progetto è promosso dalla società cooperativa sociale Kramars in partenariato con la carinziana Verein für Bildung und Lernen e con il Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Carinzia. Presentato alla stampa in regione a Udine, il progetto è entrato nel vivo il 14 gennaio con l'evento di lancio presso il Carnia Industrial Park di Amaro. Alla conferenza stampa introdotta da Maria Teresa Bazzaro hanno partecipato l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosoleni, il presidente di Kramars Stefania Marcoccio, il presidente del GAL Euroleader Michele Mizzaro, il segretario generale CISL Friuli Venezia Giulia Alberto Monticco e la segretaria regionale CISL Renata Della Ricca e in collegamento da Ermagor i partner austriaci. Intendiamo confutare in spazio aperto di confronto l'idea di confine, spesso non vista come opportunità, ha detto la presidente di Kramars, facendo leva su donne impegnate e intraprendenti che abitano la montagna ma spesso sono invisibili. Sono piccolissime imprese, partite IVA, libere professioniste, che nel trovarsi, perché questo poi è uno dei pilastri del progetto, quello delle colazioni di lavoro, dove si impara, si discute, si confronta, si gettano le basi rispetto a situazioni, problematiche, confronti, ma anche relazioni fruttuose fra le stesse partecipanti. Noi portavamo in dote dal vecchio progetto 58 imprenditrici, 41 italiane e 17 austriache, e in questi giorni abbiamo chiesto loro di fare quello che abbiamo chiamato il passaparola gentile, no? Di coinvolgere altre imprenditrici. Partito nella sua prima fase con una rete di 58 imprenditrici, si è arrivati in poco tempo grazie agli inviti delle prime associate ad una community di 100 donne attive nel mondo del lavoro e dell'impresa nei territori della Carnia, di competenza del GAL Euroleader, del Gemonese, di Canal del Ferro e Val Canale, di competenza del GAL Open Leader, e nei comuni ricadenti nel distretto di Ermagor, di competenza del GAL Region Ermagor. L'iniziativa Feneco Plus pone al centro il tema della partecipazione delle donne al mercato del lavoro come elemento di tenuta dei sistemi produttivi e sociali e a fronte di un contesto caratterizzato da squilibri demografici marcati e da un insufficiente ricambio generazionale nel mondo del lavoro. Sia per la Carinzia che per il Friuli Venezia Giulia il rapporto tra lavoratori che si avviano all'uscita dal mondo del lavoro e quelli che potenzialmente vi entreranno è negativo. È anche per questo che sbloccare l'occupazione femminile significa intervenire sullo squilibrio demografico, ma anche sulle condizioni che fino a oggi limitano l'accesso e presenza delle donne nel mondo del lavoro. Temi che saranno al centro del confronto di una vera e propria community transfrontaliera stabile, declinata al femminile, con workshop itineranti e la realizzazione di una piattaforma digitale allo scopo di indagare esigenze condivise, sperimentare cooperazioni sostenibili e relazioni professionali. L'assessore Rosolén, non senza una punta di orgoglio, ha voluto sottolineare che per la prima volta in Friuli Venezia Giulia il gender gap è sceso sotto il 10%, anche grazie agli investimenti regionali sul lavoro femminile e giovanile. In risposta alle difficoltà linguistiche che permangono nelle aree di confine, sottolineate anche dal presidente del GAL Euroleader, l'assessore Rosolén ha ricordato l'avvio della prima scuola quadrilingue in area montana, mentre è in fase di avanzata interlocuzione con il Ministero il progetto per creare 3 scuole bilingui in Alto Friuli.